Dal risultato non sembrerebbe, ma la partita è stata combattuta. Finisce 4-1 l'incontro tra Pro Favara e Partinico Audace giocato ieri, è valido per la 22esima giornata di Eccellenza Sicilia Girone A. È Pro Favara a prendere le prime iniziative. Al 17esimo però Partinico Audace farà brividire i padroni di casa con un pericolosissimo tiro dalla distanza che finisce contro la traversa. La partita si sblocca al 30esimo con un pallone penetrato sulla fascia destra, Spina lo mette al centro e Contino di testa anticipa il portiere e firma l'1-0 per la Pro Favara. 3 minuti dopo arriva la conclusione dalla distanza di Spina, respinta dall'estremo difensore, arriva un gol annullato per fuorigioco al Partinico Audace e dopo di questo arriva il raddoppio per i gialloblu, sempre di testa. Priolo la mette in area e Iannello realizza il 2-0. All'inizio della ripresa però a fare la voce grossa sono gli ospiti. I loro sforzi vengono premiati al 12esimo grazie a un contrasto vinto sulla tre quarti e una precisa diagonale che si insacca in rete. Le distanze vengono ristabilite solo al 28esimo, quando Spina serve a Lu la palla del 3-1. La partita si chiude definitivamente al 40esimo con una rete di Ferraro servito da San Martino. La Pro Favara con questi 3 punti ne conta 31 in classifica. Al prossimo turno la squadra sarà ospite del Mussomeli. È un campionato in cui riusciamo a fare delle belle prestazioni, ma i risultati dicono purtroppo sempre altro. Non riuscendo a finalizzare tutto quello che noi riusciamo effettivamente a creare, alla lunga i primi errori inizi a pagare. Avendo una squadra piena di under è normale che quello che ci manca un po' in questa categoria è il carattere, questo lo acquisisci giocando sul campo, insomma, ma come ripeto abbiamo una squadra piena di ragazzi che corrono dal primo all'ultimo minuto, penso che sia vista nonostante ciò il risultato passivo per noi, un buon calcio, un calcio offensivo, propensi all'attacco, alla pressione alta, al recupero palla, insomma. I ragazzi hanno dato tutto, ma come ripeto sempre il risultato dice altro e abbiamo sto boccone amaro da portare via da Favara. Mi sono contento del momento e era importante fare il risultato contro il Partinico e ci abbiamo messo un po', però appena l'abbiamo sboccata poi la partita si è messa come volevamo noi. Abbiamo fatto tanti sacrifici e ora stiamo prendendo i risultati. Solo con il passare delle partite si può stabilire una matematica salvezza, però noi stiamo cercando di guardare partita dopo partita e fare risultati e adesso siamo in una posizione molto serena. Vediamo adesso tutti i risultati della 22esima giornata del campionato d'Eccellenza Sicilia Girone A. Cus Palermo Alba Alcamo 0-2, giocata sabato, Canicattì Castelbuono 2-0, Castellammare Città di Sant'Agata 0-2, Dattilo Noir Mussomeli 3-2, Geraci Parmonval 1-1, Caccamo Mazzara 0-3, Pro Favara Partinico Audace 4-1, Marsala Licata 0-3. La classifica: Licata 58 punti, Canicattì 52, Città di Sant'Agata 45, Dattilo Noir 40, Parmonval e Mazzara 37, Geraci 32, Pro Favara 31, Alba Alcamo 29, Castellammare 28, Mussomeli 26, Marsala 20, Cus Palermo 17, Caccamo 15, Partinico Audace 11, Castelbuono 6 punti. Infine gli incontri del prossimo turno: Alba Alcamo Caccamo, Città di Sant'Agata Geraci, Licata Castellammare, Mazzara Marsala, Mussomeli Pro Favara, Parmonval Dattilo Noir, Partinico Audace Canicattì, Castelbuono Cus Palermo.